Benvenuti dallo Stadio Briamasco di Trento, la seconda giornata del campionato di calcio femminile di Serie C, Girone B, pronta a scendere in campo nel pomeriggio alle 15:30 tra Trento Academy e Chievo Verona femminile. Il buon pomeriggio che vi giunge da parte di Mattia Chianchiano, pronto a raccontarvi i 90 minuti della sfida che stanno per cominciare. Prima però di addentrarci proprio nel match, andiamo a con sentire un po' di voci raccolte nel pre-gara proprio sul e a terreno di gioco del disposizione Briamasco. dell'allenatore. Siamo qui con il coordinatore del Consiglio di Dipartimento Calcio Femminile, Luca Maurina, anche presidente del Trento Calcio Femminile. Benvenuto intanto. Grazie a te. Al di là del parlare della partita di oggi, io volevo concentrarmi un po' proprio sull'aspetto legato al campionato. È tornato a 4 gironi, quindi insomma è una novità direi importante, no? Fondamentale perché era necessario dare sostenibilità al campionato e a tutto il movimento delle 48 società di Serie C. Il peso delle trasferte sull'arco di tutta Italia era significativo e questo metteva in difficoltà molte società. Quindi anche in accordo con la Lega e gestendo una filiera rispetto alla Serie B si è deciso questo tipo di organizzazione diversa. L'obiettivo è quello di permettere la continuità di tutti quelli che stanno in questo momento investendo nel calcio femminile a livello di Serie C. E quindi che stagione vede in generale in questo 2025-2026 con una novità così importante? È una stagione di assestamento, è una stagione di consolidamento, dobbiamo continuare a lavorare per investire. L'investimento nostro è nel migliorare la filiera con i comitati regionali e migliorare soprattutto la capacità di valorizzare i settori giovanili. Questo sono il vero nostro tesoro all'interno delle 48 società e comunque di un movimento che, considerando anche i comitati regionali, ha 30.000 tesserati, più di 30.000 tesserati. È un movimento comunque in crescita in generale, direi in tutta Italia, anche dal punto di vista proprio dell'interesse, sia sugli spalti che non, per quanto riguarda tutto il calcio femminile. Sì, sicuramente le emozioni che ci ha fatto vivere la nazionale europei hanno dato un ulteriore slancio e questa cosa qui per noi è fondamentale, soprattutto per l'impatto che ha rispetto alle famiglie e alle giovani che decidono di intraprendere questo sport. C'è qualcosa che bolle in pentola anche nelle prossime settimane, mesi? Sicuramente c'è un momento importante che l'ND ha organizzato a Ferrara, a quarto tempo, è la convention di tutte le realtà e tutte le strutture che compongono la LND, a livello anche di comitati regionali. Si parlerà di calcio femminile come si parlerà di tanti temi che riguardano proprio l'organizzazione del calcio in tutta la sua completezza. Grazie. Grazie a voi. Siamo con Alice Bianchini, Head of Women del Chievo Verona Women. Che partita intanto si aspetta contro il Trento in questo pomeriggio al Briamasco? Buon pomeriggio a tutti. Sì, vedo una partita secondo me molto intensa dove abbiamo comunque un Trento molto consolidato, dove insomma si conoscono da ben quasi 3 anni e quindi la vedrò molto ostica, però sono curiosa, vediamo. È stata un'estate anche particolarmente impegnativa su vari fronti e partirei anche dalla prima di campionato di settimana scorsa, la sconfitta con l'Orobica, quindi c'è voglia anche di riscatto già in questa seconda di campionato. Sì, diciamo che quest'estate è stata un po' movimentata, però molto positivamente, nel senso che il Chievo Verona ha voluto unificare le due società e quindi siamo diventati un unico ente, anche perché la nuova proprietà ci crede tanto nel femminile e ha proprio il presidente La Terza ha acquistato il centro sportivo Bottagino Sport Center dove l'Under 19 e la prima squadra femminile si allenano lì e tutto il nostro settore giovanile e femminile è nell'altro centro, però abbiamo lavorato tantissimo e abbiamo ottenuto in questa squadra delle persone consolidate, delle giocatrici consolidate dell'anno scorso, molto di spessore. La nostra volontà è quella di diciamo continuare a crescere, consolidare il gruppo e creare una nostra identità perché ci crediamo tanto. Quest'anno cerchiamo di appunto creare un'identità e vedere come va, insomma. Grazie. Prego.
Siamo con Libero Pavan, il direttore sportivo del Trento Calcio Femminile. Un inizio di stagione che ha visto il pareggio la scorsa settimana. Oggi immagino davanti al proprio pubblico c'è voglia anche di ottenere i primi 3 punti in stagione. Vabbè, ci si prova questo sicuramente come ci si prova sempre. Domenica scorsa abbiamo giocato contro una squadra favorita per il titolo e abbiamo visto che possiamo giocarcela anche con queste squadre qui. La squadra è buona, abbiamo lavorato penso bene quest'estate e credo che ci siano, come dire, sia valori tecnici che umani che possono permetterci di fare delle buone partite. Oggi scopriremo quanto valiamo. Che estate è stata dal punto di vista anche dell'organico, perché comunque è rimasto un importante zoccolo duro all'interno della formazione della rosa a disposizione del mister. Sì, certo, è rimasta la maggior parte delle ragazze è rimasta, purtroppo abbiamo avuto alcune defezioni, un po' perché hanno smesso, un po' perché hanno preferito avere un impegno un po', come dire, più facile, mettiamola così. E, però appunto è stata un'estate difficile come tutte le estati, nel senso che è attaccato al telefono ogni giorno e non è molto contenta la mia compagna, ma è stata comunque un'estate bella, intensa, perché abbiamo trovato delle ragazze molto disponibili, ragazze che volevano venire a tutti i costi a Trento e che hanno dimostrato sin da subito di essere delle ragazze valide sia umanamente e sia tecnicamente, come dicevo prima. Non è la prima volta che giocate nello stadio della città, immagino che ogni volta comunque entrare in campo qui sia sempre un'emozione diversa in un impianto così importante. Allora, io ricordo ancora l'emozione quando siamo venute qua la prima volta ad allenarci, a ottobre dell'anno scorso, e noi appunto ci alleniamo sempre qui ed è stato, come dire, un segno come dire, Squadra in campo sul terreno di gioco del Briamasco, raccolte anche dall'arbitro, che è il signor Pappalardo di Crema, gli assistenti Andrea Caccia di Bergamo e Giovanni Arrigoni della sezione di Brescia. Trento che arriva dal pareggio del primo turno di campionato sul campo del Palazzolo, come diceva anche Libero Pavan, il DS della squadra nel pre-gara, un pareggio che forse stava stretto alla formazione di Mauro Perina. Chievo, che invece ha avuto un'estate sicuramente impegnativa dal punto di vista anche della riorganizzazione, arriva dalla sconfitta per 1-0 nella prima di campionato contro la formazione dell'Orobica Bergamo. Classifica che vede in testa Südtirol, Venezia, Orobica e Villorba, quota 3 insieme anche all'Academy Pavia, a un punto Palazzolo e Trento Academy, a quota 0 l'Azzurra San Bartolomeo, il Tavagnacco, il Chievo Verona per l'appunto, Real Vicenza e Dolomiti Bellunesi. Turno di campionato in campo nel pomeriggio di oggi che vede opposte Dolomiti Bellunesi e Venezia, Orobica Bergamo contro l'Azzurra San Bartolomeo, Real Vicenza contro la Pro Palazzolo, Trento Academy Chievo che invece che vi stiamo per raccontare, Tavagnacco Academy Pavia e Villorba Südtirol. Prima di darvi le formazioni c'è un minuto di silenzio da rispettare dalle squadre in campo a seguito del drammatico episodio di cronaca avvenuto nei giorni scorsi a Casteldazzano in Veneto, nel quale hanno perso la vita 3 carabinieri, e la Lega Nazionale Dilettanti ha acquisito poi il nulla osta della FIGC per effettuare il minuto di raccoglimento che osserviamo anche noi. Perché verrà osservato il minuto di silenzio in ricordo dei 3 carabinieri morti a Casteldazzano.
Si sta per cominciare l'incontro qui sul terreno del Briamasco con le formazioni. Cominciamo da quella del Trento di Mister Perina, 4-3-3 in porta, Fenzi in difesa, a destra Leali, poi le centrali Tomasi e Tonelli, con il numero 31 sulla sinistra Lucchetta, centrocampo a 3 con Morleo, Fuganti e Mosaner, centrocampo che si è mosso anche molto bene nelle prime stagionali anche in Coppa Italia. Davanti Pagnoni e Mella sulle fasce con Assanain come unica punta. Per il Chievo Verona di mister Giacomo Venturi, 4-1-4-1 in porta Olivieri, in difesa troviamo a destra Vernocchi, sulla faccia sinistra Gobbato, le centrali Marconi e Marchiori, come mediana di Sciorsini con numero 14, davanti a destra Osetta, sulla sinistra Dalla Giacoma, trequartiste Peddio e Pelucco con unica punta con il numero 10 Zoppi. Sarà il Trento a battere il primo pallone della sfida, Trento che attaccherà da destra verso sinistra con la divisa in total white, il Chievo da sinistra verso destra, maglia blu e inserti gialli. Match che è appena cominciato sul terreno di gioco del Briamasco, del Trento a muovere il pallone con Lucchetta sull'auto di sinistra, in indietro verso Tonelli che allarga verso Tomasi, che tra l'altro oggi festeggia anche il suo compleanno e quindi le facciamo anche gli auguri proprio in questo frangente. Il lancio lungo con la palla che però termina fuori, ottima anche la copertura di Gobbato, si riparte con una rimessa in favore del Trento. Fuganti con la palla al piede, siamo sulla linea mediana del campo, palla all'indietro ancora verso Tonelli, capitana della formazione di mister Perina, per l'appunto oggi in maglia bianca. Lucchetta ancora con la palla al piede, prova il dribbling, si chiude bene però il Chievo che perde di nuovo il pallone, prova a ripartire il Trento con l'errore ancora da parte di Lucchetta, riparte la formazione ospite che, come raccontavamo anche nel pre-gara, ha avuto un'estate sicuramente importante con la promozione in Serie C, la cessione per il titolo sportivo del Chievo Verona Women al Como. Si è scelto poi di dare continuità al progetto con l'arrivo in famiglia giallo-blu. Riparte il Trento, a sinistra c'è un po' di spazio per Mella che si allarga sull'out di sinistra, prova il dribbling con la difficoltà di difesa del Chievo. Mella prova il destro con la palla che termina fuori di non molto, un po' in difficoltà in questo frangente la copertura di Vernocchi. Ottima la prima azione da parte del Trento, che quindi ha costruito la prima palla gol potenziale del match dopo soli 80 secondi. C'è il pressing alto da parte delle ragazze di Perina che riescono a recuperare un altro pallone ancora verso Mella sulla sinistra, prova a liberarsi Assanain, chiusa però la difesa del Chievo. Riparte il Trento che in questi primi 2 minuti sta provando già a impostare la partita e incanalarla sul proprio binario. La palla lunga verso Pagnoni, sulla destra rientra il numero 41, appoggia all'indietro verso Fuganti, il cross in mezzo dove svetta però Marchiori che spazza via il pallone che torna di nuovo tra i piedi delle giocatrici della formazione di casa, molto attive anche sull'out di destra. Ancora Trento che ci prova con Fuganti all'indietro ancora verso Capitan Tonelli. C'è molto spazio anche sulla sinistra ancora per la formazione di casa, però Tonelli sceglie la linea centrale, allarga bene poi la formazione di casa, un po' troppo lungo in questo caso forse il pallone, quindi ci rimangiamo quanto detto verso Pagnoni, sarà rimessa laterale in favore del Chievo. Trento che ha cambiato comunque un po' di organico durante il mercato di quest'estate, ma è rimasta fondamentalmente il gruppo squadra anche delle passate stagioni, con grandi ambizioni per la formazione di casa che attacca ancora da destra, copre ancora bene, anche se qui reclamano un fallo giocatrici di casa da parte di Gobbato che riesce a recuperare il pallone. Chievo che prova a distendersi ma perde ancora palla. La formazione veronese la perde anche il Trento in questo caso e prova a ripartire il Chievo con Osetta. Ancora una palla persa da parte della formazione ospite che ha sbagliato un po' nel corso di questi primi minuti di partita. Trento molto propositivo per quanto riguarda la formazione di casa. C'è Leali sulla posizione sulla fascia destra, il cross in mezzo sballato con la palla che termina fuori. Si riparte una rimessa dal fondo in favore del Chievo. Olivieri pronta a battere
sotto la curva Mair, curva che solitamente durante le partite della formazione maschile del Trento ospita appunto i tifosi di casa giallo-blu. Appoggio sbagliato da parte di Osetta che non riesce a servire Vernocchi, rimessa per il Trento, prova a battere velocemente Lucchetta con la palla sui piedi di Mosaner che prova a rientrare, si porta il pallone sul destro, la copertura però difensiva da parte di Vernocchi. Mosaner è costretto a tornare indietro ancora da Capitan Tonelli che appoggia verso Tomasi che allarga a destra verso Angelica Riali con numero 44, prova il passaggio filtrante, chiude Gobbato con la palla che non è uscita però in questo rinvio e prova a ripartire ancora la formazione di casa che in questi 5 minuti non ha fatto praticamente superare la metà campo alla formazione ospite con Mella che prova ancora a girare il pallone. Attacca bene il Trento con le ali, proverà il cross in mezzo, deviata però il retropassaggio da parte del numero 44. Si riparte con un calcio d'angolo in favore del Trento, il primo corner della partita in favore della formazione di casa. Mucchio selvaggio davanti alla porta, difesa da Olivieri nell'area piccola. Il cross in mezzo, spunta Mella con il tiro di destro al volo, la parata di Olivieri, ma il gioco è fermo per uno scontro all'interno dell'area di rigore, ferma il gioco il direttore di gara. L'arbitro. Vediamo anche nel un colpo alla testa subito tra di loro. Si sono scontrate il numero 44 Leali e anche la numero 23 Morleo. Ad avere la peggio è stata proprio il terzino Leali della formazione di casa, coinvolta anche Giada Tomasi con numero 16, anche lei abbandona il terreno di gioco per i soccorsi dai sanitari, chiaramente contestata poi di colpi diciamo all'altezza della testa. Dal regolamento il gioco va comunque interrotto. Si riparte con una rimessa dal fondo in favore del Chievo, battuta da Olivieri che trova un passante verso Orsini, allarga verso sinistra, verso Gobbato che prova a guadagnare dei metri. Chievo che muove adesso il pallone dopo questi primi 7 minuti di forcing abbastanza forsennato della formazione di Mauro Perina con Vernocchi. Adesso Chievo che prova a muovere il pallone, Osetta trova la copertura di Lucchetta, Mella ancora all'indietro, il pallone giocato verso l'estremo difensore Fenzi che tocca quindi il primo pallone della sua sfida all'8° minuto di gioco. 0-0 ancora tra Trento e Chievo. Abbozza anche un minimo di pressing la formazione di Giacomo Venturi, allenatore ex Verona nel pre-gara. Abbiamo intercettato Mauro Perina e Giacomo Venturi che tra l'altro hanno collaborato insieme anche anni fa, quindi si conoscono i due molto bene, entrambi tra l'altro arrivano proprio dalla città scaligera, entrambi con un passato anche all'Hellas Verona femminile. Prova a ripartire la formazione di casa verso Mella che prova a guadagnarsi dello spazio, Vernocchi in copertura, Mella prova a rientrare, chiude bene in questo caso il numero 2 del Chievo, poi il tiro di sinistro da parte di Fuganti con la palla che termina a lato rispetto alla porta difesa da Olivieri.
si ripatta con una rimessa dal fondo in favore del Chievo. Trento che in questi 9 minuti si è dimostrata molto propositiva verso la porta difesa dall'estremo difensore Olivieri. 8 stagioni con il Chievo, la scorsa invece era il portiere della formazione del Vicenza, che quest'anno milita ovviamente nello stesso girone delle due squadre che vi stiamo raccontando qui dal Briamasco. Copertura di Mella, rimessa laterale in favore del Chievo. Prova a estendersi il Chievo verso Dalla Giacoma, tra l'altro ex della sfida, è cresciuta nel Trento femminile fino al 2016, poi 6 stagioni anche al Südtirol, un passato anche al Chievo, quindi un ex della partita, ma che ha giocato anche in gialloblu nelle passate stagioni, ex anche Hellas Verona tra le altre. Tonelli prova ad allagare verso Mella, c'è la copertura difensiva da parte di Osetta con il Chievo che prova a distendersi con Zoppi che non riesce a tenere il pallone. Trento che riparte, chiude bene la formazione ospite con il pallone che è uscito secondo il direttore di gara da parte di Vernocchi, rimesso in zona d'attacco per la formazione del Trento con Lucchetta, palla regalata agli avversari, recupera però ancora Mella con un 1-2, errore di Vernocchi con Mella ancora sull'out di sinistra che prova ad allargare verso Fuganti che prova il tiro, palla che termina fuori da parte del numero 24 del Trento. Già in gol il numero 24 Fuganti sia in Coppa Italia, la sconfitta 2-1 in casa del Trento il 21 settembre scorso contro il Südtirol, gol anche la settimana seguente nella seconda sfida di Coppa Italia contro l'Azzurra, altra sconfitta 4-3 per il Trento, quindi deve ancora vincere la sua prima in stagione, l'obiettivo è quello di farlo oggi davanti al proprio pubblico qui allo stadio Briamasco contro il Chievo Verona. Chievo che prova a farsi vedere con Pedio che allarga verso sinistra dove c'è la sua posizione di Gobbato che prova ad andare sul destro, c'è la chiusura della difesa del Trento e si riparte con un corner per il Chievo che si fa vedere dalle parti della porta difesa da Lenzi sotto la curva Ferrovia, chiamata così anche per la sua vicinanza proprio con la ferrovia che passa attraverso la città di Trento, normalmente curva ospite anche nelle sfide della formazione maschile. Corner battuto in mezzo per il Chievo, sfiora di testa Marconi, prova il Chievo ad attaccare con Vernocchi, il cross in mezzo, il colpo di testa da parte di Marchiori, palla che termina non di molto sopra il montante alto difeso da Lenzi, palla gol anche per il Chievo che si fa vedere in un inizio di partita che per il momento sta aumentando anche di intensità, si rimane sullo 0-0. Muove il pallone il Trento con Capitan Tonelli, servita Lucchetta sulla sinistra, rientra il terzino giallo-blu, appoggia verso Assanaine che fa sponda verso Mosaner, c'è pressing del Trento anche verso Olivieri che mette il pallone in rimessa laterale ancora in zona d'attacco per il Trento. Lucchetta che non riesce a prendere il pallone, prova ad estendersi il Chievo con Osetta sulla destra, la palla in mezzo sporcata dalla retroguardia del Trento, occhio Dalla Giacoma che prova a prendere il tempo alle ali,
palla che arriva direttamente a Fenzi che la spazza via in rimessa laterale davanti alle due panchine. Guadagna metri il Chievo con un bel 1-2 da parte delle giocatrici di mister Venturi. Leari la mette in rimessa laterale, guadagna metri la formazione ospite con il pressing comunque del Trento, ancora i danni di Gobbato che è costretta a ripartire da dietro, riparte da Marconi, la formazione del Chievo. Marconi capitana per la partita odierna. Attento che prova a ripartire con Tonelli che riesce a trovare Assanaine, prova a estendersi il Trento, però il Chievo è tutto lì. Assanaine prova a mettere verso destra la palla con il Trento che prova ad attaccare con Pagnoni. Rimpallo per Fuganti che ha colpito quasi a botta sicura, trovando però l'opposizione della retroguardia del Chievo, che riesce a ripartire quando abbiamo toccato in questo istante il primo quarto di gara, 15° minuto, 0-0 tra Trento e Chievo. Giro palla del Chievo che riparte con Olivieri. Orsini che aggiunge in questo caso peso anche difensivo, oltre che sulla mediana del campo, con una posizione un po' più arretrata rispetto a quella di mediana in questo caso, col Chievo che si estende con Dalla Giacomo sulla sinistra, la Trentina punta le ali, torna però all'indietro il Chievo che trova un po' di spazio sulla destra con Vernocchi, prova il cross in mezzo, palla lasciata dal numero 10 Zoppi, poi ci ha provato Dalla Giacomo in semi rovesciata, chiude però la difesa del Trento. Chievo che si sta facendo vedere un po' di più in questa fase del match, il pressing ancora di Dalla Giacomo che obbliga Tomasi all'errore, quindi rimessa laterale a 2 passi dalla bandierina per la formazione ospite. Riparte bene il Trento con ancora Fuganti tra le più proattive, palla verso Assanaine che subisce fallo, si riparte con una punizione in favore del Trento, praticamente sulla linea di centrocampo, davanti all'Aquila, il simbolo della città, simbolo anche ovviamente della formazione di casa. Tonelli che trova sulla sua strada peggio, si riparte con una rimessa laterale in favore del Trento. Lucchetta prova a trovare Assanaine, trova però la difesa del Chievo che prova a ripartire con Osetta che ha un po' di spazio, il numero 11, il contrasto con Capitan Tonelli che commette fallo, quindi sarà calcio di punizione per il Chievo, posizione interessante per la battuta del calcio di punizione in favore della formazione ospite, un po' defilata rispetto alla porta difesa da Fenzi. E Zoppi a incaricarsi della battuta, probabile che si andrà con un pallone in mezzo per il numero 10 della formazione ospite. Il numero 10 Scuola Hellas, ex Padova anche per le sue esperienze calcistiche. Fischia Pappalardo, Zoppi con il destro in mezzo, grande mischia, spazio la difesa del Trento e poi un tiro al volo da parte
di Pelucco, con la palla che termina alta sopra la porta difesa da Fenzi, che quindi ripartirà con il gioco con una rimessa dal fondo. Costruzione dal basso per la formazione di casa. Molto cercate anche le due centrali, Tomasi e soprattutto Capitan Tonelli, in questo inizio di partita. Lo scorso anno 27 presenze e un gol in campionato per il numero 19 della squadra di casa. Lancio lungo di Tonelli a cercare Mella, chiude la difesa del Chievo, anche Osetta su Lucchetta che però riesce a recuperare bene la posizione. Osetta tocca per ultimo, se l'ha rimessa in favore del Trento. Palla che esce nella rimessa laterale battuta dal Trento e Fuganti l'ultima a toccare, rimessa in favore del Chievo. Percorso di crescita peraltro per la squadra di Mister Venturi, lo scorso anno Coppa Italia d'Eccellenza portata a casa in finale 5-1 contro le Dolomiti Bellunesi. Lo scorso anno seconde nel girone Gold di Eccellenza Veneto Friuli, prima poi dei fatti societari che abbiamo raccontato anche nel pre-gara proprio con Alice Bianchini e Edo Viven della formazione clivense. Recupera bene palla il Trento con Assanaine, prova sulla destra la numero 17 del Trento che punta Gobbato, arriva sul fondo, c'è il tocco da parte del numero 24, Oliveri prova a tenere il pallone in campo ma sarà ancora corner in favore del Trento, il secondo della partita per la formazione di Mister Mauro Perina. Solito mucchio all'interno dell'area di rigore difesa da Olivieri. Il cross corto verso Morleo che colpisce al volo, palla che termina di poco fuori rispetto alla porta difesa da Olivieri. Ottima palla gol questa in favore del Trento, era comunque coperta, la numero 17 del Chievo che difende i pali della propria porta, coperta anche dal tiro da giocatrice del Trento, che però ha creato delle discrete occasioni in questa prima parte del primo tempo. Però prova a liberarsi il Chievo su sinistra con Dalla Giacomo che rientra con il destro e c'è la sfiora e basta Fenzi con la palla che termina anche qui non di molto a lato rispetto alla porta difesa dal Trento. Occasione anche per il Chievo in ripartenza, due occasioni in pochi minuti, una per parte. Siamo arrivati al minuto numero 22, metà esatta del primo tempo, 0-0 tra Trento e Chievo. Il giro palla della formazione di casa con il tocco da parte di Fuganti, pressata verso Tonelli, torna da Fenzi, ancora verso il numero 16 giallo-blu. Larga verso Leali, coperta ancora dalla Giacomo, retropassaggio velenoso e c'è l'errore sotto porta da parte di Zoppi che aveva recuperato anche un discreto pallone scivolando, però l'ha consegnata a Fenzi. Trento che però sbaglia ancora in fase di impostazione, prova il Chievo adesso a prendere per mano il match, un po' di confusione in campo, perde palla anche la formazione giallo-blu, riesce però a recuperarla subito con un ottimo intervento Marchiori che allarga il gioco verso Osetta, coperta bene però da Lucchetta. Trento che prova a ripartire da Fenzi, un po'
di disattenzione in questo caso per la retroguardia del Trento, che ha rischiato molto nell'occasione precedente con Zoppi, che non è riuscita a controllare il pallone, era praticamente lanciata da sola in porta a pochi metri dalla porta difesa da Fenzi. Chievo che riparte ancora con Marconi verso Dalla Giacomo, Leali prova a riprendere la posizione contro l'esperta numero 29 del Chievo, tiene la rimessa con le mani la formazione giallo-blu. L'errore di Fenzi effettivamente davanti al portiere, non era neanche facile controllare, pensa fosse anche un po' in controtempo. Comunque la numero 10 della formazione ospite che riparte con una rimessa laterale in zona d'attacco. Adesso il Chievo che sta facendo un po' di più la partita, attento che però quando prova ad attaccare si rende pericolosa. Qua un contrasto che vede il Trento uscendo ancora vincitrice con la palla che verso Fuganti, all'indietro verso Tonelli. Chievo che ha aumentato un po' i giri anche del pressing in questa fase della prima frazione. L'arbitro non ravvede il fallo in questo caso ai danni di Pagnoni, reclamato dalla stessa numero 41, sarà rimessa con le mani però in favore del Trento, all'altezza della linea di centrocampo verso Assanaine, però la copertura del Chievo non fa arrivare il pallone alla numero 17 della formazione di casa. Chievo che prova a far girare di nuovo il pallone anche attraverso i piedi delle sue centrali, in questo caso con Capitan Marconi. Dalla Giacomo, dobbiamo anche vice capitana del match odierno per la formazione di mister Venturi. Appena citata prende anche palla, proprio in questo caso Dalla Giacomo, che prova a rientrare, scarica bene il pallone verso Orsini, che torna verso Capitan Marconi. Vernocchi sulla destra, pallonata, in questo caso in faccia, nulla di grave chiaramente per Mella, che la mette però in rimessa laterale per il Chievo. Un po' di colpi proibiti qui tra Osetta e Tonelli, un po' di storie tese tra le due, confermata però la rimessa laterale da parte del direttore di gara, che ha solo ravvisato le due giocatrici in campo. Il pressing da parte di Fuganti, che però commette fallo secondo il direttore di gara ai danni di Pelucco. Sarà punizione per il Chievo proprio nel cerchio di centrocampo. Lancio lungo verso Dalla Giacomo che non arriva, copre bene in questo caso Leali, sarà rimessa dal fondo in favore del Trento quando siamo quasi alla mezz'ora di gioco. 27 minuti sul cronometro e 0-0 tra Trento e Chievo qui allo stadio Briamasco. Un tipico pomeriggio di ottobre, clima non particolarmente caldo come speravamo, chiaramente essendo ormai la fine del mese di ottobre. Lucchetta che riesce a eludere il contesto di Osetta, ottimo il movimento del terzino giallo-blu. C'è Mella sulla sinistra, arriva però Marconi che riesce a spazzare via, palla che termina in rimessa laterale in favore del Trento sull'out di sinistra con il numero 6. Mella tra le prime convocate da Marco Canestro nella rappresentativa nazionale femminile della Lega Dilettanti. Recupera palla il Trento con Lucchetta in area di rigore, scarica verso Mosaner che prova il cross in mezzo, la sfiora il numero 41 Pagnoni, palla che termina di poco fuori, una sorta di tiro cross questo da parte di Mosaner. Sfiorata comunque la sfera da parte di Pagnoni. Sarà ancora rimessa dal fondo in favore del Chievo, con l'errore però in fase di disimpegno da parte di Marchiori, che però riesce in ogni caso a trovare la rimessa laterale in favore della formazione giallo-blu. Entrambe le formazioni tecnicamente hanno il giallo-blu nei colori sociali, in questo caso il Trento gioca con la divisa bianca e il Chievo invece con
la maglia, come ne contavamo, blu con inserti gialli. In Coppa Italia anche il Chievo ha già esordito un paio di settimane fa, pareggio contro il Villorba, poi passaggio del turno dopo il 2-0, sempre contro la formazione trevigiana, doppietta di Dalla Giacoma, già tra le protagoniste in questa stagione del Chievo. Prova a pressare il Chievo e ce la fa perché Lucchetta sbaglia il controllo, rimessa proprio davanti alla nostra postazione in favore del Chievo, con Vernocchi che non trova però delle compagne libere, ci prova con la rimessa, Tonelli riesce a chiudere ma il Chievo a recuperare il pallone per poi perderlo, arriva Assanaine che riesce a eludere il controllo di Marconi, il contrasto di Marchiori in questo caso è pulito, non è fallo e guadagna anche la rimessa laterale, la formazione clivense. Ottimo però lo spunto della numero 17 del Trento. Ricordavamo l'1-1 nella prima di campionato contro la Pro Palazzolo, tra le favorite del girone. Gol di Morleo che ha agguantato la formazione bresciana nei primi minuti del secondo tempo. In un girone che comunque è anche molto Trentino Alto Adige, la presenza di Trento, c'è il Suttirol tra le candidate anche al girone di quest'anno, la presenza anche dell'Azzurra San Bartolomeo, altra squadra della città di Trento. Trento che recupera in questo caso il pallone, parliamo del Trento Academy che prova ancora a distendersi con l'out di destra, c'è Pagnoni che prova a guadagnare un po' di campo, coperta però Dalla Giacoma, ottima fase difensiva tranne in questo caso, prova il Trento con il destro un po' svirgolato da parte di Lucchetta, però buono lo spunto da parte di Pagnoni che è riuscita a eludere anche la marcatura di Dalla Giacoma, in questo caso in fase difensiva anche l'attaccante del Chievo, e poi all'indietro il tiro con il destro che è terminato alto da parte della formazione giallo-blu. Lotta tra numero 44 intanto in campo, con il Chievo che però riesce a spuntarla con il doppio dribbling, c'è Osetta con il destro, palla che termina di poco fuori, c'è la deviazione, ravvisata del direttore di gara, no, rimessa dal fondo in favore del Trento. Ottima giocata di Dalla Giacoma che ha servito anche Osetta, che però ha concluso con un tiro un po' strozzato di poco fuori rispetto alla porta difesa da Fenzi. Chievo che si è fatto vedere comunque con qualche occasione molto pericolosa nell'ultima parte del primo tempo, che ha visto il Trento dominare nei primi 10 minuti. Adesso un altro errore da parte di Tonelli, ancora verso Osetta che però perde a sua volta il pallone, la recupera la formazione di casa con l'ottimo lavoro anche di Mella, provata da Orsini anche a tenere lì il pallone, sbaglia il passaggio Tomasi, si riparte con una rimessa laterale in favore del Chievo, proprio davanti alla panchina di mister Venturi, che ha anche un passato in Liga Spagnola, è stato il match analyst del Celta Vigo nella stagione 2016-2017, poi esperienze nel campionato femminile in Italia. Raccontavamo anche del suo passato all'Hellas Verona, condiviso in parte anche con Mauro Perina. C'è un tocco di mano nel tentativo di portarsi avanti il pallone da parte di Osetta, sarà calcio di punizione in favore del Trento. Fucanti calagato verso Leali che prova il lancio lungo, c'è Assanain in questa posizione un po' defilata, spalle a spalle con Marchiori, un bel duello che vince il Trento, non c'è fallo su Marchiori secondo il direttore di gara, Assanain che in questo caso però lo commette ai danni di Pelucco, in fase difensiva anche il numero 44 giallo-blu. Punizione del Chievo battuta, si riparte però dalle retrovie.
Attenzione perché Marconi è un po' coperta, è pressata da Morleo ed è obbligata a mettere il pallone in calcio d'angolo. Il numero 4 del Chievo, che si stava complicando non poco la vita in questo caso, anche con la copertura offensiva, in questo caso di Morleo, sicuramente tra le più propositive anche nella prima fase di stagione per la formazione di casa. Un po' di storie tese anche in questo caso all'interno dell'area di rigore, con l'arbitro che ferma il gioco. Finita a terra Marchiori. Direttore di gara che ammonisce verbalmente la giocatrice all'interno dell'area piccola. Fuganti a battere il corner, a rientrare, spazza via Marchiori, però il Trento rimane in attacco con Mella che prova a puntare il suo avversario con il destro, il cross in mezzo, sbuca la stessa Fuganti di testa, però il pallone termina a lato. Si fa rivedere il Trento al 35esimo minuto di gioco. Azione manovrata dopo il corner battuto dalla formazione di casa. Pesà in controtempo, Vernocchi con il pressing del Trento che è tornato a farsi vedere, come abbiamo notato anche nei minuti di gioco. Qua però un liscio da parte della formazione di casa, con il Chievo che prova a estendersi con Gobbato. Il tocco da parte del numero 24 verso Zoppi, perde palla però il Chievo, il Trento che riesce a recuperarla e a guadagnare anche calcio di punizione in favore del Trento, davanti alla panchina di mister Mauro Perina, che è riuscito anche a creare un bel clima all'interno della squadra giallo-blu. Terzi nell'ultima stagione, terza forza lo scorso anno del Trento femminile nel proprio girone. Perché c'è il Trento che prova ad attaccare con Marconi un po' in difficoltà, riesce però il Chievo a difendersi, a recuperare il pallone. Vediamo se riuscirà anche a ripartire la formazione veronese verso Dalla Giacoma, che riesce a tenere il pallone in campo, riesce anche a rientrare. Colpo di tacco da parte dell'attaccante ex Suttiro, la deviazione però della difesa giallo-blu, pardon, della difesa in maglia bianca della squadra però giallo-blu del Trento, sarà rimessa laterale vicino alla bandierina in favore del Chievo. Tomasi allarga verso Capitan Tonelli,
che vede uno spazio per Lucchetta libero sulla sinistra, avanza il numero 31, spazza però via Vernocchi, sarà rimessa laterale in favore del Trento. Pronta Lucchetta a batterla sotto la nostra postazione, ci prova Fuganti, il lancio lungo verso Mella che non riesce però ad arrivare sul pallone, sarà rimessa dal fondo in favore del Chievo. Recupera palla bene il Trento, attenzione a Mella che rientra, Mella prova con il sinistro, la parata di Olivieri, la mette in calcio d'angolo, ottimo spunto del numero 6 giallo-blu. Gran dribbling da parte dell'ex Villorba, classe 2002. Ottima anche la risposta di Olivieri. Calcio d'angolo in favore del Trento. Pallone in mezzo, solito mucchio davanti all'area di rigore. Attenzione perché Olivieri probabilmente nella ressa è scivolata. Trento che prova intanto a contrattaccare ancora con Pagnoni. Chievo che riesce però a spazzare via. Si riparte addirittura dall'estremo difensore del Trento Fenzi. 22 presenze lo scorso anno per il portiere giallo-blu. Assanaine prova a essere servita, difende però Marconi. Trento che prova a farsi rivedere anche sull'auto di destra con Leali che ha provato ad appoggiare verso Pagnoni, però la difesa del Chievo con Gobbato è riuscita a recuperare la sfera e ad appoggiarla verso le compagne di reparto. Vernocchi ha appoggiato verso Peggio, si è tornati verso Marchiori, lancio lungo verso Osetta, la copertura però di Tonelli, il pressing di Osetta verso Fenzi che mette il pallone in rimessa laterale. Rischio ancora per la formazione di mister Perina, che comunque nella prima frazione ha già rischiato più volte proprio in azioni simili subire il gol dello 0-1. Gobbato, c'è il liscio della difesa del Trento, dalla Giacoma prova il tiro ciabattato con il Trento che però riesce a recuperare, spazzare via, ma il pallone è ancora tra i piedi delle giocatrici del Chievo in rimessa con Vernocchi. Trento che però intanto ha guadagnato qualche metro rispetto all'azione di qualche istante fa. Marchiori pressata da Assanaine, c'è il tocco da parte di Fuganti con la mano secondo il direttore di gara ed è punizione per il Chievo. 3 minuti alla fine dei primi 45 del primo tempo, ancora 0-0 tra Trento e Chievo. Partita bloccata che però ha ritrovato comunque qualche occasione per parte. Il giro palla della formazione di mister Venturi con Marconi che prova a lanciare Osetta, tiro che però è a metà strada e viene recuperato facilmente dall'estremo difensore del Trento Fenzi che prova a far ripartire l'azione con Tomasi, la palla è verso le ali, siamo sull'auto di destra, Pagnoni, ottima azione del Trento, anche l'1-2 con Mosaner. Si ripatte con una rimessa per il Trento che però ha giocato un ottimo 1-2 in questa azione, ottenendo una rimessa in zona offensiva. Mosaner verso le ali che prova il tacco verso la sua compagna di squadra, perde palla ma la recupera, il cross in mezzo, non arriva Assanaine sulla ribattuta, però c'è il tiro da parte di Fuganti che ottiene il calcio d'angolo, deviato il tiro da Peggio. Tanto che ha provato anche qualche soluzione da fuori area in questi primi 44 ormai minuti di partita.
Corner battuto ancora in mezzo, svetta Marchiori, prova ad arrivare sul pallone anche il Chievo. Qua c'è un contrasto che vede il protagonista Osetta che cade malamente in fase di ripartenza, con il contrasto moderatamente vigoroso, ma ovviamente non cattivo da parte di Lucchetta. Si rialza il numero 11 del Chievo ed è punizione in favore della formazione ospite, mentre siamo nell'ultimo minuto di primo tempo, in attesa anche di sapere l'eventuale entità del recupero da parte degli assistenti. Il direttore di gara ha assegnato 1 minuto di recupero. Uno di recupero con Lucchetta che intanto riesce a difendere su Osetta, che si è ripresa dalla botta di qualche istante fa. Entriamo quindi tra qualche istante nell'extra time. Leali che gioca sul filo proprio dell'eventuale rimessa laterale, riesce ad appoggiare indietro verso Fenzi. Potrebbe essere potenzialmente del Trento, forse l'ultima azione di questo primo tempo. Ci si avvia verso la conclusione, al momento sullo 0-0. Non sembra però esserci al momento la voglia di entrambe le squadre di provare anche e forzare l'azione in questo finale del primo tempo. Giro palla prettamente difensivo della formazione di casa. Lucchetta prova a farsi vedere verso Mella, chiude Vernocchi, sarà rimessa in favore del Trento, che non si batte perché secondo il direttore di gara può finire qui la prima frazione. Tutti a bere un tè caldo? Potenzialmente sì, date le temperature. Finisce comunque il primo tempo 0-0 tra Trento e Chievo, partita comunque bloccata sul punteggio iniziale, ma con una serie di chance per parte. Per il Chievo forse la più impegnativa, la più facile da realizzare era quella con Zoppi, che però è scivolata al momento del tiro lanciata a porta contro Fenzi. Per il Trento comunque un buon primo tempo, devo dire, con un pressing che nei primi minuti è stato sicuramente importante. 0-0 dopo i primi 45 minuti, ci risentiamo nel corso della seconda frazione. Siamo qui con il mister del Chievo Verona Women, mister Venturi. Cominciato il campionato la scorsa settimana con una sconfitta, c'è già l'occasione del riscatto qua a Trento. Che partita vede in vista di quella di oggi? Sì, è iniziato il campionato settimana scorsa e il calendario ci impone tutti avversari difficili nella prima metà della stagione e quindi abbiamo affrontato una retrocessa dalla Serie B e oggi una candidata ai primi posti perché il Trento già nelle passate stagioni sta sempre più avvicinando i posti alti della classifica, quindi mi aspetto una partita complicata come lo saranno tante altre e noi comunque siamo venuti per complicarla loro come è stato domenica scorsa contro l'Orobica. Poi il punteggio è stato sfavorevole, però la prestazione è buona, considerato anche che siamo insieme da molto poco e speriamo oggi di vedere un ulteriore step di progresso per quanto riguarda la nostra idea di gioco. Come ha lavorato anche la squadra in settimana proprio in vista dell'appuntamento di oggi pomeriggio? Come sempre, come dal primo giorno della stagione, e cerco sempre di focalizzarmi soprattutto sulla nostra idea, sui nostri principi. L'avversario cambia ogni settimana, quindi una percentuale di adattamento strategico all'avversario c'è sempre, però se vogliamo essere una squadra robusta e con prestazioni riproducibili dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stessi e quindi ripeto
la proposta di gioco che io chiedo è elaborata e quindi va assorbita con un po' di pazienza e un po' di tempo. Si vede che non siamo perfetti in questa fase. Ribadisco, l'obiettivo di oggi è di vedere un miglioramento rispetto alla settimana scorsa. Grazie mister. Siamo con Mauro Perina, il mister del Trento Calcio Femminile. Prima partita in casa della stagione contro il Chievo. Immagino che ci sia comunque tanta emozione anche di ritrovare il pubblico amico nel campionato, perché poi in realtà avete già giocato in Coppa qui al Briamasco quest'anno. Ma sicuramente sì, è sempre una bella cornice giocare al Briamasco, quindi fa piacere. Non abbiamo ancora vinto e quindi diventa interessante e bella anche sotto quell'aspetto lì, insomma la voglia di dimostrare al pubblico che verrà a vederci che siamo una bella realtà e possiamo far bene. Che partita si aspetta contro l'avversario di oggi? Ma è una squadra, col mister ci conosciamo troppo bene, io sono stato il suo vice al Chievo anni fa, quindi sicuramente sono due squadre che proveranno a giocare a calcio e questo credo che porterà a vedere una bella partita. Mi aspetto una squadra quadrata perché comunque incontriamo una squadra che può usufruire di un mister molto bravo e quindi per noi sarà sicuramente una partita impegnativa e cercheremo di farla come l'abbiamo preparata al meglio. Il blocco squadra di quest'anno è rimasto sostanzialmente quasi uguale a quello della passata stagione, quindi immagino che la continuità sia uno poi anche dei tratti distintivi della stagione appena cominciata. Ma sicuramente sì, aver mantenuto un buon blocco è stato fondamentale. Sono comunque entrate sette nuovi, ci sono stati 7 nuovi arrivi che si stanno integrando, dovranno avere la pazienza e il tempo di capire le dinamiche e quant'altro, ma sicuramente, come ho detto spesso, siamo contenti degli acquisti fatti e perciò alla lunga ci porteranno quello che sappiamo che ci potranno portare. Grazie mister.
Squadra di nuovo in campo allo stadio Briamasco, secondo tempo che sta per cominciare tra Trento e Chievo Femminile. Si ricomincia dove si è finito ovviamente il primo tempo. 0-0, i primi 45 minuti di gioco. Sarà il Chievo a battere il calcio d'inizio. Non sono cambiati gli 11 in campo. E si riparte con il punteggio appunto di 0-0. Il secondo tempo qui sul terreno di gioco di via San Severino della formazione del Trento maschile, che oggi è in campo, tra l'altro in quella di Lumezzane. Si riparte con il Trento che recupera già palla. Con le ali, ottima giocata da parte di Morleo, che però non trova nessuno, ma Assanaine prova a pressare Marchiori, che riesce però con 2-3 dribbling a tenere il pallone e appoggiarlo verso Orsini, che agisce da mediano. Io ricorderei, ne approfitto anche al volo, le formazioni. Cominciamo dal Trento, 4-3-3, Fenzi tra i pali, Leali, Tomasi, Tonelli e Lucchetta, la linea difensiva con Leali e Lucchetta sulle fasce, Morleo, Fuganti e Mosaner, la linea mediana davanti, Assanaine punta con Pagnoni e Mella ad agire sulle fasce per il Chievo. Il 4-1-4-1, ma seguiamo intanto questa azione del Trento che tiene bene il pallone, la formazione giallo-blu con il tiro da parte di Morleo, pericoloso il tiro del numero 23, però Olivieri riesce a recuperare il pallone e a tenerlo lì. Chievo con il 4-1-4-1, Olivieri tra i pali in difesa, troviamo Vernocchi e Gobbato sulle fasce, Marconi e Marchiori le centrali, Orsini ad agire da mediano, Osetta e Dalla Giacoma sulle fasce, Pedio e Peluco come trequartiste, davanti Zoppi come punta, Zoppi che però si è mossa anche in fase difensiva, un po' come Dalla Giacoma, modulo che potrebbe essere più vicino forse al 4-5-1, anche qualche frangente per la formazione di mister Venturi. Chievo che guadagna una rimessa laterale. Il giro palla giallo-blu con Marchiori, lancio lungo, la copertura del Trento, Chievo che però recupera palla con Pelucco, prova ad allargare sulla destra dove c'è Osetta, tra le più sicuramente pericolose nel primo tempo, insieme anche a Zoppi, che ha avuto la chance dello 0-1 intorno alla metà del primo tempo. Il recupero palla del Trento che prova ad attaccare con Fuganti, in questo caso un po' più mediana la posizione del numero 24, larga dove c'è Mella, l'1-2 del numero 6 del Trento con Mosaner. Si chiude bene la formazione di Giacomo Venturi, ma il Trento a manovrare il palla adesso con Pagnoni che prova ad appoggiare sul sinistro verso Mosaner, c'è Leali, guadagna metri, numero 44, il cross strozzato in mezzo, ma la palla secondo l'arbitro è uscita, avrebbe concluso in porta tra l'altro Morleo, ma per giudicare il pallone è uscito in corner. Disperazione nella numero 23 del Trento, che aveva trovato il gol dell'1-0, ma la bandierina dell'assistente si era alzata con qualche secondo di anticipo e quindi si riparte con il corner per il Trento, che comunque ha la possibilità di provare ad attaccare in questo inizio di secondo tempo. Con il corner battuto in mezzo, non tocca nessuno il pallone, recuperato però dal numero 6 Mella, dall'altra parte, dall'altra bandierina. L'1-2 tentato con Lucchetta, palla che è tornata ai piedi di Olivieri. E Chievo che prova
ad estendersi. C'è del movimento su entrambe le panchine. Gobbato, la palla in mezzo verso Zoppi, il controllo del numero 10 che allarga ancora verso Asia Gobbato, il numero 24 in forza al Vicenza la passata stagione. Chievo che muove il pallone con il proprio capitano Marconi, numero 4. Il passaggio da parte di Osetta sulla destra dove attacca Vernocchi in posizione offensiva con il fuorigioco, però non ha funzionato bene in questo caso l'1-2 tra Pedio e Vernocchi che era in posizione di offside. Quindi si riparte con una punizione in favore del Trento. Fuganti riesce a girarsi bene, il lancio lungo verso Mella che prende posizione. Mella, la palla in mezzo verso Assanain, chiude Marchiori. Trento che però è propositivo anche in questo inizio di secondo tempo. C'è la semi rovesciata tentata da parte di Pagnoni che però non riesce a trovare la porta, era comunque molto difficile l'occasione per il Trento. Chievo che però adesso riparte in contropiede con Dalla Giacomo che ha allargato verso Marconi sull'out di destra. C'è Osetta con ancora l'ottima chiusura da parte di Lucchetta. Pallone in rimessa per il Chievo. Squadra che in questo frangente se non sembrate anche leggermente con le maglie un po' più larghe rispetto al primo tempo. C'è un po' di spazio sulla sinistra per il Chievo che c'è le vie centrali. Marconi allarga dove c'è Dalla Giacomo. Dalla Giacomo rientra con il destro, non calcia, l'appoggio verso Orsini che non riesce a trovare la conclusione. È il Trento che prova a ripartire, ma il retropassaggio da parte di Lucchetta e si riparte ancora dai centrali Tomasi e Tonelli. C'è Pagnoni sulla destra, c'è un po' di spazio per la numero 41 del Trento che prova ad attaccare, la chiusura vigorosa da parte di Gobbato che tocca per ultimo. Sarà calcio d'angolo in favore del Trento. Ottimo il contrasto da parte del terzino della formazione ospite. Trento che va a disposizione un altro calcio d'angolo. Il secondo di questo secondo tempo. Alla sinistra della porta difesa da Olivieri. Il cross in mezzo, spazza difesa della formazione ospite, il tiro tentato da parte di Mosaner. C'è un'altra deviazione, altro tiro, altro giro, altro corner in favore del Trento. Si incaricherà Fuganti della battuta. Palla in mezzo con il sinistro numero 24. Arriva il vantaggio del Trento. E l'1-0 del Trento l'ha segnato Carolina Morleo con un ottimo calcio d'angolo battuto dalla sua compagna di reparto Fuganti. Chievo non perfetto in questo caso nella fase difensiva sul corner, l'ennesimo da parte del Trento. Il terzo in questo secondo tempo. Conclude in porta ancora Morleo. Secondo gol in campionato per la centrocampista del Trento. Un po' a vuoto anche in questo frangente. La difesa del Chievo, il cross, lo rivediamo nel replay. Di destro al volo, spiazza Olivieri. Carolina Morleo, numero 23. Arriva il vantaggio del Trento. Secondo gol in campionato. La rete del vantaggio è stata segnata annunciata anche 23, Carolina dallo speaker Morleo. dello stadio Briamasco.
e quindi è secondo gol in campionato per la Morleo. E Trento che sblocca quindi il risultato, c'è l'1-0 per la centrocampista, che ha anche delle presenze in Serie A con la formazione del Milan nella stagione 2020-2021, una presenza in particolar modo con la formazione femminile del Milan. Quello che conta però è che la partita si è sbloccata, il Trento ad essere in vantaggio 1-0 sul Chievo Verona in queste fasi iniziali del secondo tempo. Siamo giunti al 10° minuto, partita che salirà inevitabilmente anche di intensità. Il Chievo che cercherà sicuramente il gol del pareggio, Trento che invece proverà anche a trovare la via del raddoppio. Lo raccontavamo anche nel corso del primo tempo, Trento che comunque anche in Coppa Italia ha segnato con la Morleo e tutto il reparto di centrocampo che si è dimostrato in grande forma. E si è confermata anche quest'oggi, tra l'altro con l'assist della sua compagna di reparto, quindi centrocampo della formazione di Mauro Perina che data a segno. Qua attenzione perché rischio di palla persa da parte della formazione del Trento. Chievo che sembra comunque ancora in una fase di leggera difficoltà. Qua il liscio da parte di Vernocchi con Mella che prova ad avanzare sulla sinistra, rientra Mella con il destro, la palla che termina fuori. Era un cross da parte del numero 6 del Trento, ancora pericolosa. La neo attaccante, possiamo comunque definirla attaccante, anche se gioca un po' defilata della formazione giallo-blu. Ricordiamo lo scorso anno in campo al Villorba. Qua Olivieri pressata, riesce però a trovare le sue compagne di squadra, in questo caso era Gobbato, perde però palla il Chievo, poi va a ripartire ancora la formazione di casa con Mosaner, il dribbling di Mosaner, l'ultimo tocco però è di Marconi, Olivieri che recupera palla, poi dica anche calma le sue compagne, che dopo il vantaggio del Trento di qualche minuto fa sono ancora fortemente pressate. Qua c'è un fallo da parte di Lucchetta, punizione per il Chievo, molto lontano dalla porta. Per il Trento esce la numero 17 Manar Assanainen. Fuori Assanainen per il Trento. Ed entra con il numero 9 Ilaria Volpatti. E dentro Volpatti per la formazione di casa. Per il Chievo esce la numero 14 Orsini ed entra con il numero 19 Chiaramonte. Dentro Chiaramonte per il Chievo al posto di Orsini. Classe 2005, Letizia Chiaramonte. Un cambio per parte. Ilaria Volpatti, 25 presenze, 8 gol. Anche lei un punto fermo della formazione di mister Perina. Chievo che prova adesso a trovare la via offensiva con Nosetta, la difesa ancora di Lucchetta, pallone che termina in corner. Il cross in mezzo, riesce a spazzare la difesa del Trento, ma attenzione perché Chievo si fa vedere con Pelucco. Qua c'è un contrasto involontario tra Marconi e Morleo. E Trento che recupera il pallone, proverà a rimetterlo dal fondo con Fenzi. Antonelli con la palla tra i piedi verso Lucchetta, l'1-2 con Mella che riesce anche a liberare Mosaner, che però si porta il pallone fuori secondo il direttore di gara, non contente della decisione delle ragazze di mister Perina.
che perdono ancora però il pallone, la formazione ospite. Trento che riparte con Morleo, palla d'indietro. È un lancio lungo da parte di Morleo, con Olivieri che riprende il pallone. C'è un pressing tentato anche da Volpatti ai danni di Marchiori, però riesce a liberarsi del pallone nel numero 58 del Chievo. Un lancio lungo completamente sballato da parte di Pelucco. E Trento che guadagna una rimessa laterale. Pronta a battere a Lucchetta, 25 presenze per terzino classe 2006. Simbolo tra l'altro delle giovanili del Trento, proprio Lucchetta, che ha sempre giocato in giallo-blu da quando aveva 12 anni, quindi un percorso netto con la formazione di casa. Volpatti spara alla porta, ottimo lavoro del numero 9 che deve liberarsi però del pallone e lo fa verso Lucchetta. Mella, siamo davanti alla panchina di mister Perina, perde palla Mella, la perde anche il Chievo che ottiene però una rimessa laterale guadagnando metri, rimane a terra però il numero 6 del Trento, tra i migliori in campo sinora del match che vi stiamo raccontando da Bremasco. Gioco fermo, Mella è a terra davanti alla propria panchina. Si rialza però, aiutata dal capitano Marconi del Chievo. Fair play in questo caso. Esce però dal campo Mella con il controllo dello staff medico della formazione di casa. Chievo che può farsi vedere con un tiro, in questo caso da parte di Dalla Giacoma, deviato però dalla difesa del Trento. Chievo che attacca con Gobbato, allarga dove c'è Vernocchi, si gioca sulla destra in questo caso, l'1-2 del numero 2 Vernocchi che torna ancora verso Osetta, il contrasto pulito secondo l'arbitro da parte di Lucchetta, dovrebbe essere rimessa laterale in favore del Chievo, così è. Rientra in campo anche Mella che riprende la sua posizione. Gobbato, una posizione meno defilata rispetto al solito, allarga verso Dalla Giacoma. Pelucco sulla destra verso Capitan Marconi che prova il tiro, palla che scende pericolosamente ma fuori, è alta sopra la porta difesa da Fenzi. Chievo che si fa rivedere dalle parti dell'estremo difensore del Trento. Siamo giunti al 18° minuto della ripresa, il Trento avanti, ricordiamo 1-0 grazie al gol di Morleo. Pelucco prova a tenere il pallone, lo perde però, lo recupera ancora il Trento, ancora con l'ottimo lavoro delle proprie centrocampiste che stanno disputando sinora davvero una buona partita. Ancora con Morleo che rischia ma riesce a tenere il pallone sul controllo di Peddio. Mosaner, si distende il Trento con Volpatti che tiene bene il pallone, il numero 9 prova a lanciare Pagnoni, il contrasto però si ferma il Chievo, ma non c'è fallo secondo l'arbitro, danni di Gobbato che si lamenta. Melle recupera quindi il pallone, cross in mezzo. Morleo ancora con il Trento che prova ad attaccare, rimane a terra con un contrasto dubbio. Leali che era contrasto con Dalla Giacoma che si rialza, colpo proibito involontario chiaramente. Si rialza però l'ex Suttirol.
rimessa per il Trento. Oliveri ha messo il pallone fuori per permettere alla sua compagna di squadra di recuperare la posizione, tanto che restituisce il pallone al Chievo, lo restituisce con un'altra rimessa laterale a pochi centimetri dalla battuta della precedente. Marchiori perde palla, se la porta avanti di un bel po' di metri, e il Trento a ripartire con le ali. Pagnoni, sono scambiate di posizione in questo caso, Pagnoni più difensiva, le ali leggermente più offensiva, ma tornano proprio in questo istante le posizioni originali di partenza in campo le ragazze di mister Perina. Trento che nel frattempo ha cambiato lati del campo, siamo sull'out di sinistra per poi tornare di nuovo dalle parti di Giada Tomasi, che torna da Fenzi, che deve stare attenta perché c'era il pressing da parte di Chiaramonte, peso offensivo ha raggiunto per il Chievo, è uscito un mediano dentro Chiaramonte che ha una posizione un po' più offensiva rispetto a chi giocava prima al posto suo, cioè Orsini. Qua il Trento riesce a guadagnare un calcio d'angolo con l'ottima azione da parte di Lucchetta, che prende posizione in questo caso in area di rigore. C'è Morleo a battere il calcio d'angolo dalla parte opposta rispetto a quella dove è stata pescata da Mosaner per il gol dell'1-0. Con il destro, il pallone in mezzo della numero 23, Oliveri riesce a smanacciare Chievo che prova a ripartire, Trento che è leggermente scoperto, ma riesce ad arrivare Capitan Tonelli che prende anche il rimpallo ai danni di Dalla Giacomo ed è rimessa in favore del Trento. Cambio per il Chievo. Esce la numero 44 Sara Pelucco ed entra con il numero 30 Giulia Pelucco. Cambio per il Chievo, esce Sara Pelucco, dentro con il numero 30 Giulia Pelucco, classe 2003. Secondo cambio quindi per la formazione di mister Venturi, che deve inevitabilmente provare a cambiare un attimo la rotta in questa fase di partita per provare ad agguantare il gol del pari. Volpatti tiene molto bene il pallone, ma all'indietro sbaglia il passaggio, prova ad arrivare Chiaramonte ma è più veloce di lei Tomasi che recupera un provvidenziale pallone, prova a far ripartire il Trento. Qua il lancio lungo errato da parte di Vernocchi che finisce addirittura in rimessa dal fondo in favore del Trento. Ha rischiato qua la formazione di casa. Molto alta la linea difensiva del Chievo, da quello che vediamo anche in questo istante. Con l'errore del controllo da parte di Marconi e Mella che recupera palla, si accentra indietreggiando anche di qualche metro, la palla è verso le ali, c'è Pagnoni sulla destra, rientra Pagnoni su Gobbato, Pagnoni l'uno contro uno, prova ad arrivare anche in fase di copertura la nuova entrata Pelucco. Fuganti prova il lancio lungo, chiude Gobbato che prova a lanciare Chiaramonte, spalla da porta la difesa di Tonelli che però commette fallo. Ha provato a tenere alto il pallone, ha provato a tenere il pallone la numero 19 del Chievo, con Zoppi che è indietreggiato anche di qualche metro rispetto all'inizio del match. Esce Pagnoni per il Trento con numero 41, per gli applausi anche del pubblico. Ed entra con il numero 26 Martina Bonfanti. Entra Martina Bonfanti, classe 2008 con il numero 26. Tanto che ha cambiato 2/3 del proprio reparto offensivo. Punizione però per il Chievo che seguiamo con Gobbato, il lancio lungo riesce a spazzare via Volpatti che è entrata comunque bene in partita.
con una serie di palloni tenuti bene, al di là del retropassaggio di qualche minuto fa, prontamente poi aiutata dalle sue compagne di squadra e dal reparto difensivo della squadra di casa. Prova a suonare la carica adesso il Chievo con Gobbato tra le più cercate anche delle compagne di squadra, con il sinistro, l'appoggio verso Pelucco. C'è Dalla Giacoma sulla sinistra, attacca Dalla Giacoma, il sinistro in mezzo, smanaccia con il traversa a porta praticamente vuota di Capitan Marconi, che non ha approfittato, anche se non era facile perché era già in caduta, della smanacciata di Fenzi. Ma rivediamo l'ottimo cross di Dalla Giacoma, la smanacciata di Fenzi e poi il tiro al volo che praticamente ha sfiorato la linea di porta da parte del capitano del Chievo. Grande chance per la formazione ospite, che adesso ha anche un corner a disposizione, che però termina direttamente tra le mani dell'estremo difensore Fenzi. Forse la più grande palagol del Chievo, quella di qualche istante fa, con il proprio capitano, che ha sfiorato il gol dell'1-1. Chievo che adesso sta pressando molto alto, ottenendo ancora una rimessa laterale. Da notare anche l'apporto in fase difensiva di Fuganti e Morleo per il Trento, di qualche centimetro più indietro rispetto alla loro posizione, diciamo così. In questo caso mano anche difensiva, abbiamo visto anche in questa rimessa laterale che diventa direttamente fuori. Palla per Fenzi, il Trento che riparte dal proprio portiere. 26 minuti di gioco, 27 anzi in questo secondo tempo. È 1-0 per il Trento grazie al gol di Morleo. Aumentano anche di intensità i contrasti in questo caso. L'arbitro però fa giocare molto. Sarà rimessa in favore del Chievo. Due cambi per parte, ricordiamo, fuori Pagnoni e Assanaine per il Trento, dentro Bonfanti e Volpatti per il Chievo, fuori Orsini e Sara Pelucco, al posto di Orsini Chiaramonte, al posto di Sara Pelucco Giulia Pelucco. C'è un calcio di punizione in favore del Trento. Morleo che comunque si dimostra decisiva ancora nei primi minuti del secondo tempo. Gol alla prima di campionato e gol che al momento sta decidendo il match. Sempre nei primi minuti del secondo tempo. Qua prova Leali a tenere il pallone in campo, non riesce, chiude Marchiori. Chievo che riparte dalla propria area di rigore. Olivieri tiene il pallone, lo appoggia corto verso Marchiori, che torna ancora verso il estremo difensore con un pressing tentato da Volpatti. Olivieri capisce il pericolo e scarica subito verso il numero 58. Sbaglia in fase di disimpegno il Chievo. Trento che prova a ripartire con Mella. Chievo che però riesce a recuperare la sfera e prova a trovare Zoppi, ma trova però anche la testa di Tomasi che la mette in rimessa, tanto che riesce a recuperare la sfera. Fase di partita un po' più lenta rispetto agli inizi del secondo tempo. C'è però ancora molto da giocare in questo secondo tempo. Qua c'è la grande giocata da parte di Mosaner che riesce a sfuggire a ben due tentativi di contrasto. Qua forse c'è la fallo di Gobbato, si prega per il vantaggio. Trento che prova ad attaccare, arriva il palo
il palo a botta sicura da parte di Bonfanti. Trento che si avvicina al gol del 2-0. Tra poco rivedremo tutto. Intanto è ancora a terra Mosaner, gioco che prosegue. Trento che mette il pallone fuori. Ma rivediamo il palo della formazione giallo-blu. Una grande azione di Mosaner che poi ha allargato il gioco, il cross in mezzo, il tiro da parte, se non andiamo errati, di Volpatti, che ha concluso a botta praticamente sicura. Era anche ben lontana tra l'altro dal palo Olivieri. Un po' di sfortuna in questo caso per il Trento che si è avvicinato al gol del 2-0. Si rialza intanto Mosaner. Un legno per parte negli ultimi minuti di questo secondo tempo, prima per il Chievo e poi per il Trento. Si rimane però solo 1-0 per la formazione giallo-blu di casa. Oggi ricordiamo in maglia bianca. Rimessa per il Chievo che restituirà il pallone al Trento. Tra gli applausi anche del pubblico sugli spalti. Si gioca adesso davvero in un fazzoletto di campo e il Chievo riesce a ottenere un'altra rimessa davanti alla panchina del Trento. L'ottima sponda da parte di Chiaramonte, però non c'era nessuno davanti a lei, non è riuscita a lanciarsi il numero 19, palla che torna tra le mani di Fenzi e Trento che recupera la sfera e prova a distendersi in avanti. Chievo che però adesso si sta chiudendo con una difensiva a 3. Gobbato che sta facendo un po' il centrale aggiunto anche in qualche frangente della sfida. Recupera proprio adesso il pallone. Il numero 24 del Chievo. Poggia verso Pelucco. Pedio becca però Volpatti che recupera il pallone. E c'è Fuganti adesso con la palla al piede. Si torna indietro da Tomasi che ritorna ancora da Fenzi. Abbiamo due giocatrici pronte per il Chievo a bordo campo. Quindi cambi, presumiamo, imminenti da parte della formazione di Mister Venturi. Così è. Cambi per il Chievo. Vediamo la lavagnetta. Esce il numero 22 Pedio. Per il Chievo Verona esce la numero 22 Pedio. Ed entra con il numero 23 Cimadom. Dentro Cimadom, quindi un'altra punta fondamentalmente per la formazione clivense. Il secondo cambio esce la numero 11 Osetta. Fuori ed anche entra con il Osetta. numero 80 Gagliano. Ed entra con il numero 80 Asia Gagliano. Per il Trento esce la numero 44 Angelica Leali. Fuori Leali per il Trento. Ed entra con il numero 25 Elena Poli. E dentro Poli con il numero 25. Rimane un cambio per parte da poter sfruttare in questi minuti di partita. Anzi, due cambi, pardon, per la formazione di casa, che ha utilizzato solamente 2 slot dei 3 a disposizione, per un totale come sempre di 5 sostituzioni complessive nel corso del match. 12 minuti più recupero alla fine della sfida. Il Trento è avanti, ricordiamo 1-0 grazie al gol di Carolina Morleo. Pelucco trova
Gobbato, spalla alla porta, il numero 23, chiaramente una spinta da parte di Poli, appena entrata in campo per la formazione di mister Perina. Chievo che mette però il pallone in mezzo, spazza via ancora Tonelli e poi Fuganti tiene sul pallone, prova a lanciare Mella, ma chiude la difesa del Chievo, che adesso è più pericoloso con il destro e arriva un Eurogol, grande gol da parte di Zoppi. Il pareggio del Chievo a 10 minuti dal 90esimo, arrivato il pareggio della formazione clivense, velenosa palla persa dal Chievo. Ottimo tiro da fuori area che rivedremo tra poco da parte del numero 10 Zoppi, che conclude in porta e trova il gol del 1-1. Rivediamo anche il replay, qua il disimpegno errato da parte del Trento con l'ottima palla recuperata da parte di Vernocchi, poi l'1-2 e il tiro da fuori area con il destro imparabile da parte di Zoppi. Tra l'altro era anche coperta dalla difesa del Trento, ma conclude in rete il numero 10 del Chievo, quindi sarà un finale infuocato qua al Briamasco. È 1-1 tra Trento e Chievo quando siamo arrivati al minuto numero 80. C'è ancora 10 più recupero appunto da giocare. Qua l'arbitro ferma il gioco, ha toccato il pallone all'estremo difensore, il direttore di gara Pappalardo di Crema del Trento. Adesso a muovere il pallone. Chievo che comunque negli ultimi minuti si era fatto vedere un po' di più anche dal punto di vista offensivo, con un pressing che non era sicuramente asfissiante, però poi nel calcio ci vuole anche un po' di bravura chiaramente nel provare a mettere un po' le corde agli avversari. Qua liscio di Gobbato, Trento che prova ad avanzare sull'auto di destra. Ottimo il lavoro di Poli, spalla alla porta verso Bonfanti, la mette in mezzo il numero 26 Volpatti, fa da sponda verso Fuganti, palla che però termina molto fuori, di molto alto, sopra la porta difesa da Olivieri, quindi sarà rimessa in favore del Chievo. Nel Trento da segnalare anche la presenza di Lucchetta, convocata anche lei da Marco Canestro di recente nella rappresentativa nazionale femminile della Lega Dilettanti, mentre Sharon e Mella furono le prime storiche convocate appunto nella rappresentativa di mister Canestro. Trento che prova a dimenticare un po' in campo gli ultimi minuti con il pareggio della formazione veronese, che adesso però è schierata con 8 uomini praticamente dietro la linea del pallone. E Trento che si fa vedere ancora con la linea di centrocampo, con Morleo, il lancio verso Bonfanti, chiude però Gobbato, forse tra le migliori della formazione ospite. Mella. Chievo che recupera il pallone, il colpo dito di Gobbato verso Olivieri. Svirgola però qua, un po' qua la formazione ospite. Occhio a Mella, c'è il contrasto ed è calcio di rigore per il Trento. C'è fallo ai danni di Mella che si prende il penalty, fallo da parte di Marconi che chiede spiegazione all'arbitro. Rivediamo il replay. Ottima la giocata del numero 6, poi qua c'è il contrasto con il numero 2 Vernocchi che la stende. Ed è Capitan Marconi a chiedere spiegazione all'arbitro, che però è removibile nella sua decisione. Ricordiamo anche che non c'è la presenza dell'FVS neanche del VAR, ma il fallo sembrava anche piuttosto netto, con Mella che era lanciata in porta. C'è Fuganti sul punto di battuta, il numero 24 giallo-blu. Classica spiegazione del direttore di gara che invita le giocatrici a rimanere dietro l'area di rigore come da regolamento. E Fuganti contro Olivieri. Fischia il direttore di gara, va Fuganti con il sinistro e c'è il raddoppio del Trento che torna avanti grazie al gol
del numero 24 Matilde Fuganti, imparabile, anche se si è buttata dallo stesso lato Olivieri. L'abbraccio con la panchina e Trento che torna avanti a 6 più recupero dalla fine del match. Gol del Trento! La rete del vantaggio è stata segnata su calcio di rigore dalla numero 24 Matilde Fuganti! Ed è terzo gol in stagione per Fuganti, il primo in campionato, altri due trovati nel corso della Coppa Italia alla fine del mese di settembre. Gol questo importantissimo per il Trento che torna avanti dopo il momentaneo pareggio del Chievo da parte di Zoppi, ma c'è ancora un po' da giocare, quindi sicuramente si divertirà in campo qua al Briamasco in questa partita molto accesa anche in questa fase del secondo tempo. Fenzi che prova a trovare ancora le proprie compagni di squadra con Bonfanti, il pressing da parte di Pelucco che recupera il pallone, c'è dalla Giacomo a sparare alla porta verso Zoppi, il contrasto vigoroso con Fuganti che commette fallo secondo l'arbitro. Ha aspettato chiaramente qualche istante perché potrebbe esserci una potenziale occasione per il Chievo, in quel caso avrebbe applicato la regola del vantaggio che non si concretizza. Quindi sarà punizione per il Chievo, quasi tutte all'interno dell'area di rigore, sia le giocatrici di casa che le ospiti. Sarà Zoppi a batterla. Barriera formata da 2 per la formazione di casa. Con il destro Zoppi la mette in mezzo, riesce a spazzare via Lucchetta, ma la palla rimane lì con il Chievo che lamenta di un contrasto un po' al limite dell'area di rigore, sicuramente poi tra poco magari lo rivediamo. Intanto il Trento che prova a distendersi con Bonfanti sulla sinistra e da sola però il numero 26 chiude gobbato, e Trento che prova a ripartire qualche centimetro più indietro, hanno guadagnato campo, un po' di polemiche vediamo anche a bordo campo con la panchina del Chievo in piedi. Ma il Trento che si distende ancora con Mosaner, 1 contro 1 contro il Capitan Marconi. Ancora Mosaner che non riesce però a mettere il pallone in mezzo, se lo porta dietro. Scelta saggia comunque perché si libera verso Fuganti che torna indietro anche da Tonelli. E Trento che riparte dall'estremo difensore Fenzi. Qua c'è un errore di controllo da parte di Mella che ha dato tanto nel corso di tutta la partita, procurandosi anche il rigore che al momento porta avanti il Trento. Spazza via la difesa giallo-blu e riparte il Chievo con Marchiori che perde palla però nel passaggio. Trento che riparte con Fuganti, il passaggio verso Morleo che prova sulla destra, il cross in mezzo, riesce a spazzare la difesa del Chievo con Volpatti che però si fa sentire, rimane a terra Marchiori. Qua Tomasi prova a tornare con un po' di brividi verso Fenzi, un po' di indecisione tra le due difensori centrali del Trento che è costretto poi a mettere il pallone fuori con Lucchetta. C'è un cambio per la formazione di casa. Per il Trento esce la numero 6 Ilaria Mella. Fuori Mella col numero 6. Che abbandona il terreno di gioco. Con il numero 7 Diana Mascanzoni. Altri minuti per Diana Mascanzoni che è tornata in campo nella precedente sfida. 6 presenze e 4 gol l'anno scorso per un lungo infortunio che l'ha tenuta fuori praticamente tutto l'anno. Qua c'è una punizione in favore del Trento. Mascanzoni esterno d'attacco, tecnicamente forte con un gran tiro tra l'altro.
partita significativa per lei, ha giocato anche nel Chievo Verona, è arrivata a Trento nel 2023, poi appunto l'anno scorso un lungo infortunio, la rottura del legamento crociato anteriore, ritorna in campo qualche minuto proprio nel primo turno di campionato contro la Pro Palazzolo. Match, ricordiamo, ha terminato 1-1. 2-1 invece quando siamo a pochi istanti dalla fine dei 90 minuti regolamentari, quindi anche all'entità del recupero. Il direttore di gara ha segnato 4 minuti di recupero. 4 minuti ancora da giocare, secondo il direttore di gara. Attento che guadagna un prezioso calcio di punizione contesto da Bonfanti e Gobbato, che rimane a terra. Prova a suonare la carica, numero 58 Marchiori, anche le sue compagne di squadra. Sento che però guadagna un calcio di punizione battuto verso Bonfanti. Siamo sull'out di destra, Bonfanti contro Gobbato, è più fresca la numero 26 del Trento, che riesce ad appoggiare ancora verso Morleo, che prova a cercare la bandierina. Pressing 2 contro 1 con Morleo, che guadagna la rimessa laterale. Ottimo il lavoro dell'autrice del gol del momentaneo 1-0 del Trento. Vediamo se proveranno ancora a tenere la palla lì. È rimessa laterale ancora in favore del Trento, che prova a tenere lì la formazione di Giacomo Venturi. C'è il passaggio filtrante, qua non riesce a toccare il pallone Diana Mascanzoni, era anche in posizione regolare, il numero 7, non riesce a tenere bene il pallone, potenziale palla gol per il Trento per provare a chiudere la partita. Si riparte con Olivieri che rischia nella rimessa in gioco, riesce però poi Marchiori a tenere il pallone ed appoggiarlo verso Cimadom, che lo riperde. Gobbato, buona in fase di copertura su Bonfanti. Pelucco perde il duello con Mosaner, poi qua Poli la mette in rimessa laterale, coperta da Cimadom. Una delle ultime potenziali occasioni per il Chievo, che ottiene un'altra rimessa, ancora Poli in copertura, guadagna però dei metri Gobbato verso Pelucco, l'1-2 con Cimadom, coperta ancora da Poli. Volpatti prova a tenere il pallone, un po' di sfortuna per il numero 9 del Trento, perché Marchiori lancia lungo, Cimadom lascia il pallone poi ai piedi di Chiaramonte, che se lo porta fuori ed è rimessa in favore del Trento. Bonfanti, l'1 contro 1 contro Pelucco, lo vince il numero 26, che poi appoggia verso Morleo, tenta che prova a distendersi cercando di difendere il 2-1, magari cercando anche il gol che chiude la partita, con qualche brivido in più in questo caso. Ci sta provando il Trento, che però ottiene un'altra rimessa. Lucchetta ha rischiato di perdere il pallone, l'ultimo tocco però è di una giocatrice ospite. Qua Volpatti perde una palla potenzialmente velenosa, il Chievo che prova a ripartire con il lancio lungo, la copertura di Tonelli, Chiaramonte che era lanciata o quasi davanti a Fenzi, spazza via Poli con la palla che torna ad Olivieri. Conserva il pallone Fenzi. Fischia 3 volte il direttore di gara, finisce qui. Trento-Chievo finisce 2-1 per il Trento, per la formazione di casa. Il gol di Morleo, poi il rigore nel finale di partita a 7 minuti dalla fine, il raddoppio da parte di Fuganti, quindi centrocampisti ancora protagoniste
in campo per la formazione giallo-blu per il Chievo. Il gol di Zoppi però ha portato il punteggio sul momentaneo 1-1, non è servita a niente perché i 3 punti vanno al 30, quindi sarà quota 4 in campionato. Per il Chievo è la seconda sconfitta consecutiva al Briamasco, termina 2-1 per il Trento. A tra poco con le interviste post gara dal terreno di gioco del Briamasco.
ottima partita, rigore procurato, sensazioni subito così a fine gara. Beh, sono molto contenta soprattutto per la vittoria perché siamo arrivati da un periodo un po' altalenante, quindi vincere anche in casa e comunque anche aver preso il rigore della vittoria è stato comunque una bella soddisfazione, e vincere anche soprattutto per tutta la squadra è una gran vittoria, un gran punto di ripartenza, ecco. Anche la reazione proprio per il gol dell'1-1 subito, il rigore procurato poco dopo, direi che insomma è stata una buona partita in generale. Sì, beh, noi ci eravamo preparate già tutta da questa settimana che volevamo vincere, volevamo portare a casa il risultato ed è arrivato, quindi siamo molto contente. Grazie. Niente. Con Desiree Marconi, difensore e capitano del Chievo Verona femminile, sconfitta per 2-1. Cosa non è andato nel match di oggi secondo te? Penso negli errori banali forse, nel senso che gli errori che abbiamo preso sono stati, i gol, scusatemi, che abbiamo preso sono stati su errori nostri, e qui c'è una buonissima squadra, tante giovani, un gruppo nuovo che nonostante comunque i 2 mesi dobbiamo ancora lavorare tanto perché comunque abbiamo cambiato totalmente la squadra, quindi comunque amalgamare metà squadra diciamo che non è semplice, però siamo giovani con la voglia di imparare, è solo un piccolo passo, ma che oggi abbiamo comunque dimostrato che ci siamo e che possiamo dire la nostra. Gruppo molto giovane, tra l'altro il gol dell'1-1 che è arrivato poco prima del raddoppio del Trento, una bella azione, insomma c'è comunque tanto da salvare, tanti fattori positivi di quello che si è visto anche in campo oggi. No, assolutamente, oggi abbiamo comunque dimostrato che siamo un'ottima squadra, come ho detto abbiamo perso su errori nostri, però quello che abbiamo messo in campo oggi volevamo venire a Trento proprio per comunque cercare di portare a casa il massimo che potevamo, e secondo me comunque nonostante la sconfitta ce l'abbiamo fatto, abbiamo secondo me fatto un gioco, il nostro gioco, e da lì dobbiamo solo che migliorare, e il gol che abbiamo fatto è stata un'intesa appunto tra vecchi e giovani, quindi quello è solo una cosa molto positiva, ecco. Grazie. Niente, grazie a voi.